Siamo con Antonella Gallo Carrabba del telefono aiuto per una riflessione su quanto sta accadendo in questi giorni. Abbiamo visto in Sicilia un papà uccidere la moglie e lasciare 3 figli, e quello che è successo anche nel Ragusano a quella ragazza giovanissima. Insomma, in Italia attualmente 7 sono i casi di femminicidio. Una riflessione, un appello che come telefono aiuto lanciamo a tutti. Sicuramente sapere e apprendere la notizia di 3 donne uccise nel giro di 24 ore, questo ci addolora moltissimo, specie chi come me e come tante altre enti lavorano ogni giorno per aiutare queste donne a prendere coscienza e consapevolezza di essere vittime di violenza. Il mio appello di oggi più che altro è anche quello di puntare l'attenzione anche sulla gestione delle emozioni. Dobbiamo imparare a gestire le emozioni, quindi se un uomo si permette di uccidere la propria moglie o la propria compagna solo perché ha deciso magari di lasciarlo perché è lui violento, e perché purtroppo c'è la necessità di intervenire da piccoli anche sui bambini, sui maschietti, proprio nella gestione dell'emozione. Dobbiamo imparare a dire, a mettere un punto alle relazioni. È vero, nelle relazioni molto spesso si investe molto in termini di emozioni, di sentimenti, però se una relazione non va bene non significa che quella donna è mia o di nessuno. Quella donna può essere anche di un'altra persona, come io posso nuovamente appartenere a un'altra donna, se nel caso di un uomo. Quindi dobbiamo iniziare, finalmente anche il Dipartimento Pari Opportunità sta iniziando su questa scia, a lavorare anche sull'ascolto dell'uomo maltrattante, perché la donna va aiutata a prendere consapevolezza, a uscire fuori dalla violenza. Però molto spesso le donne che si rivolgono ad esempio al telefono aiuto, al centro antiviolenza, non tutte purtroppo hanno la forza di denunciare e di allontanarsi da casa. Quindi bisogna lavorare parallelamente sul piano femminile ma anche su quello dell'uomo, cioè aiutarlo anche a prendere coscienza del fatto che quella relazione non va bene, che si può continuare ad essere genitori e non più marito e moglie. Quindi un lavoro che si demanda anche alle strutture scolastiche, perché sin da piccoli bisogna dare certi esempi. Sì, sicuramente le scuole sono i principali partner nel lavoro di rete e soprattutto nel lavoro con i bambini, perché purtroppo abbiamo visto, nonostante tutte le campagne di prevenzione e di sensibilizzazione, purtroppo una sorta di fallimento, chiamiamolo così, perché femminicidi quasi ogni giorno ne registriamo uno. Allora cosa significa? Bisogna cominciare sin da piccoli, appunto facendo anche molto lavoro nella gestione delle emozioni, nell'imparare proprio e insegnare soprattutto ai bambini la differenza di genere, che consiste anche in un miglioramento, in un completamento, ma non è solo superiorità o inferiorità dell'uno nei confronti dell'altro. E poi ci sono dei segnali di allarme, come quello che è successo a Palermo, dove la mamma aveva già avvisato la polizia, insomma aveva già scritto. Questi sono segnali in cui bisognerebbe anche maggiormente prendere in considerazione per evitare appunto poi quello che succedono, insomma le coltellate. Sì, sicuramente noi che lavoriamo molto spesso con queste donne e con la loro decisione tentennante di denunciare o non denunciare, sicuramente dobbiamo porre attenzione anche sul fatto che nel momento in cui anche questa donna decide di porre fine alla relazione o denunciare e poi ritira la denuncia, tenerla sotto controllo. Molto spesso questo non si fa, ma non per mancanza di sensibilità, ma perché molto spesso è la donna che lo rifiuta. Tante volte noi cerchiamo di mantenere contatti con la donna che ci dice eh sì, abbiamo chiarito e quindi vogliamo riprendere la situazione. Cerchiamo sempre magari di monitorare la situazione, ma purtroppo non possiamo poi entrare a gamba tesa nella vita delle persone. Possiamo consigliare, possiamo dare tutti gli aiuti e la questura, l'Arma dei Carabinieri sono sempre pronti ad accettare anche l'ascolto della donna, però ci vuole anche la forza di farlo, e anche questo
magari dovrebbe anche lo Stato dare degli aiuti alle donne che decidono di ricominciare, perché molto spesso dobbiamo dirlo chiaramente che la difficoltà di queste donne è proprio l'idea di ricominciare perché non hanno un lavoro, non hanno una famiglia d'origine che li possa sostenere. Anche i centri antiviolenza fanno fatica molto spesso a lavorare ed è la volontà proprio di resistere e di continuare in questo lavoro che molto spesso è anche una missione.